Notte movimentata per le forze dell'ordine a Canicattì, impegnati nei servizi di controllo del territorio, resi ancora più stringenti dalla necessità di contenere la diffusione del Covid-19. Verso le ore 2 di notte del venerdì, un brigadiere della compagnia dei carabinieri di Canicattì, mentre tornava a casa dopo aver svolto il proprio turno di pattuglia, si accorgeva che in via Livatino, nel pieno centro abitato, una grossa vettura di cilindrata con un uomo a bordo spingeva una Lancia Y guidata da un altro individuo. Il sottufficiale dell'arma si insospettiva e, nonostante fosse da solo in inferiorità numerica, decideva di intervenire, si qualificava e tentava di fermare quello strano convoglio, ma le due auto acceleravano improvvisamente e fuggivano, inseguite dal brigadiere, che nel frattempo lanciava l'allarme alla centrale operativa della compagnia dei carabinieri di Canicattì. Il coraggioso militare riusciva così a raggiungere una delle due auto, fermando da solo il conducente, mentre gli agenti della Polizia di Stato del locale commissariato accorsi in aiuto rintracciavano la seconda auto, il cui occupante, nel disperato tentativo di sottrarsi alle ricerche, si era rifugiato fin sui tetti di un'abitazione della via Monti, dove i poliziotti lo scovavano. Condotti quindi in caserma, i fermati venivano identificati in due noti pregiudicati di Canicattì, sorpresi a rubare la Lancia Y. Proprio per questo motivo uno dei due veniva dichiarato in arresto, mentre per l'altro, nei confronti del quale durante l'ultimo mese il commissariato di Canicattì aveva già proceduto a ben effettuare 5 denunce per reati contro il patrimonio, scattava il deferimento per il concorso nel furto aggravato dell'auto e per la resistenza e le minacce rivolte ai pubblici ufficiali. CF, messo agli arresti domiciliari, compariva il 20 marzo scorso davanti al giudice che convalidava il suo arresto e gli applicava la misura cautelare del divieto di dimora a Canicattì fino al prossimo processo.